Al via oggi la posa della prima pietra di questo centro di raccolta a Palma di Montechiaro in questa zona Pippe. Oggi diamo l'inizio dei lavori del CCR, Centro Comunale di Raccolta, un'opera che questa città credo attenda da sempre. Non esiste credo una comunità al mondo di 23.000 abitanti che sia priva del centro comunale di raccolta. Poi è una infrastruttura essenziale, fondamentale, strategica per l'avvio di quella raccolta differenziata così tanto desiderata e tanto agognata dalla nostra comunità. Questo CCR, una volta ultimato, verrà consegnato alla neonata Palma Ambiente, che siamo certi avvierà nel 2020 la raccolta differenziata, partendo prima dalle pubbliche attività e dalle scuole fino poi ad arrivare ad ogni utenza in maniera proficua, efficace ed efficiente. Che cos'è il CCR? Il CCR è un luogo dove vengono raccolti, diciamo, tutti gli elementi che sono preziosi, quelli che invece noi volgarmente chiamiamo rifiuti, ma rifiuti non sono, quali ad esempio la plastica, il cartone, i metalli e anche gli ingombranti, perché vengono tolti, diciamo, vengono recuperati in maniera gratuita dalla nostra società financo a casa dei nostri concittadini e vengono poi prima, diciamo, sistemati qui e poi converiti nelle apposite piattaforme. Siamo convinti che anche oggi l'amministrazione Castellino stia per scrivere un'ulteriore pagina della storia di Palma, perché realizzare questa opera è veramente un passaggio epocale per la nostra comunità. Devo ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore Piero Bon, il direttore generale Cocina per non aver mai fatto mancare l'appoggio e il sostegno alla mia città e alla mia amministrazione nell'esclusivo interesse pubblico e di tutela della nostra comunità. Un ringraziamento va altresì fatto all'ufficio tecnico diretto in maniera egregia dall'architetto Salvatore Di Vincenzo, che senza lesinare opera giorno per giorno per questa nostra comunità, e se oggi siamo qui a porre questa prima pietra, gran parte del merito va dato sicuramente all'ufficio tecnico. Infine devo ringraziare tutti i miei assessori che mi hanno collaborato in questi anni ed in particolare in questo caso abbiamo qui l'assessore Saccomando che ha seguito sin dall'inizio la nascita di questo percorso verso l'Aus, dall'annullamento dell'appaltone insieme all'allora vice sindaco Giuseppe Todaro, ad Angela Rinoldo che è qui presente e a Giuseppe Morgana che è ad Alessandro Feccabrino. Lì abbiamo fatto un passaggio epocale annullando quella gara e mettendo le condizioni per arrivare a quella che oggi è il sogno dell'Aus che si realizza. Abbiamo realizzato questo centro, come stiamo realizzando questo centro comunale di raccolta grazie allo sforzo di tutti e infine, non per piaggeria ma perché è la verità, ringrazio ogni singolo consigliere comunale, in particolare i consiglieri di maggioranza, perché mi consentono e ci consentono di operare nella massima serenità e nell'esclusivo interesse pubblico, rifuggendo da quelle logiche di vecchia politica che ormai non appartengono più alla città di Palma. Ci ha raggiunto in questo momento l'assessore Castronovo che ha seguito la fase successiva all'approvazione del progetto e che quindi colgo l'occasione di ringraziarlo perché, diciamo, pur avendo io la delega ai lavori pubblici, l'assessore all'urbanistica detto Castronovo non va mai mancare il suo appoggio e il suo sostegno. Anche oggi Palma volta pagina, ne abbiamo voltate tante pagine e l'abbiamo fatto veramente con orgoglio. È un cammino, siamo convinti che la strada imboccata sia quella giusta, sia la strada verso quella normalità che la mia città merita. Palma di Montechiaro vuole semplicemente essere amata e servita e noi siamo orgogliosi e onorati di poterlo fare. L'impresa che ha avuto aggiudicati i lavori è l'impresa Giudice che noi abbiamo accolto a Palma con affetto e nella massima cordialità, convinti che l'opera sarà fatta bene, in maniera ottimale, corretta, così come prescrive la gara e la faremo in tempi brevissimi. Un'opera strategica, diceva il sindaco, sicuramente, ma anche un'opera che ci consentirà di ripulire tutto il territorio, perché evidentemente tutte le discariche abusive che troviamo all'interno della nostra zona
potranno essere attenuate sicuramente dalla possibilità che i cittadini avranno di poter conferire gli ingombranti soprattutto e dei rifiuti cosiddetti speciali presso questa struttura, che evidentemente sarà il polo diciamo pulito e attrattivo di tutto quello che potrà essere appunto la gestione dei servizi ambientali territoriali. Oltre alla possibilità di iniziare questo percorso della differenziata, che chiaramente porterà le nostre percentuali, che nel tempo sono state bassissime fino ad oggi, ad un buon risultato che auspichiamo per la fine del 2020 si attesti intorno al 35%. Siamo ovviamente felici per questa cosa e, come ha detto il Sindaco, questo per noi rappresenta il punto di partenza per poter raggiungere nel 2020 il nostro obiettivo, che solo è quello della differenziata a Palma di Montechiaro. Il centro comunale di raccolta servirà per la raccolta differenziata urbana, quindi verranno facilitati il discorso dello smaltimento della carta, del vetro, della plastica, del legno e degli oggetti metallici. Ci sarà una pesa, un bilico raso a pavimento qua dentro, che consentirà alle persone di poter pesare il rifiuto che scaricherà, con una superficie di 350 metri quadrati e pagando anche, chiaramente verranno rimborsati per tutto quello che verseranno, e poi ci sarà una zona anche per la facilitazione del riempimento di questi cassoni, quindi ci sarà un'area più alta di circa 1,70 m per una superficie di 650 metri quadrati, dove verranno installati questi grossi cassoni e dove le persone potranno svuotare tranquillamente e liberamente dentro questi cassoni il loro materiale.